Allora, siamo con l'onorevole Giorgia Andreuzza, che è candidata nel collegio uninominale sostenuta dall'intera coalizione di centrodestra. Oggi è arrivato proprio oggi un comunicato dalla Regione Veneto che sta anticipando 74 milioni, se non erro, per il trasporto pubblico, soldi che avrebbero dovuto arrivare dallo Stato, ma siccome in questo momento ci sono tutta una serie di difficoltà, però la Regione ha preferito anticipare le aziende di trasporto per non lasciarle, diciamo, in difficoltà. Beh, la Regione ha fatto una grandissima operazione che dimostra quanto ci tiene al territorio, all'efficienza dei servizi e pertanto veramente è da ringraziare questo sforzo che sicuramente ha fatto, però ha messo in riparo un servizio importante. Ma l'altro punto, quello che sostanzialmente è molto grave, è proprio l'inefficienza dello Stato. Questo capita col trasporto pubblico locale, ma mi è capitato con altri interventi dove ci sono le risorse stanziate, ma poi le lungaggini all'interno dei ministeri, la burocrazia, il Ministero dell'Economia e Finanza che tiene i cordoni, diciamo, della borsa molto stretti, non fanno sì che ci sia la fluidità e il corso, diciamo, del provvedimento fino alla fine, e queste cose servono subito. Questo è segno che l'autonomia è una cosa assolutamente fondamentale, perché proviamo a immaginare, lo è la dimostrazione, perché così come si sta muovendo la nostra regione, si sta muovendo con responsabilità. Responsabilità vuol dire intervenire subito per dare un servizio. Allora, dobbiamo capire che materie come queste, che sono anche di competenza regionale, se devono aspettare che lo Stato trasferisca i soldi che poi non arrivano, rischiano di risultare inefficienti se aspettano lo Stato, mentre invece in maniera autonoma, se avessero la piena gestione e le risorse, sicuramente riuscirebbero a dimostrare la loro efficienza con responsabilità.